La Polizia di Stato ieri a Milano ha arrestato 2 cittadini filippini per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un cinquantenne irregolare sul territorio nazionale con precedenti per ricettazione e spaccio e una donna di 45 anni in regola con il permesso di soggiorno e senza precedenti. I poliziotti hanno subito notato sul tavolo della cucina materiale da confezionamento della droga e diversi rotoli di carta stagnola per cui hanno proceduto all'immediata perquisizione delle persone e del luogo. Gli agenti in vari angoli della baracca hanno rinvenuto e sequestrato 16 dosi di Chabot, 15 pasticche di anfetamine e un pezzo di hashish da 1,5 grammi, inoltre centinaia di bustine e cannucce per il confezionamento, un bilancino di precisione e appunti con cifre e debiti vari, una pistola scacciacani, 2 pistole giocattolo a gas, una spada da 95 cm, una roncola e un macete da 57 cm e 6 pugnali. All'interno del cortile della baracca vi erano un cucciolo di cane, 2 anatre e una gallina che, con il consenso della donna arrestata, sono state affidate ad un italiano che gestisce un orto limitrofo. Terre des Hommes, organizzazione costantemente impegnata per la protezione delle bambine e delle ragazze con la sua campagna In Difesa, lancia una petizione per chiedere al sindaco di Milano Beppe Sala di dedicare una statua a tutte le bambine e ragazze vittime di abusi e violenze. Sarà un segno tangibile e duraturo dell'impegno della nostra comunità a invertire la rotta e andare verso una società più paritaria e più giusta, dove ogni bambina possa crescere al riparo dalla violenza ed esprimere appieno le proprie potenzialità, dichiara Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia. Matrimoni precoci, sfruttamento e schiavitù, violenze sessuali, mutilazioni genitali sono abusi e discriminazioni di genere che riguardano milioni di bambine che ogni giorno, in ogni angolo della terra, vedono i loro diritti calpestati a causa di retaggi patriarcali ancora duri a scomparire. I dati, diffusi dal dossier In Difesa di Terre des Hommes, parlano chiaro. Ogni minuto 23 bambini e adolescenti in tutto il mondo sono costrette a sposare uomini spesso molto più grandi di loro e a subirne le violenze. E in Italia, uno dei paesi più ricchi e industrializzati al mondo, nel 2018, secondo i dati della Polizia di Stato, sono state più di 900 le bambine e ragazze vittime del reato di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata. Numeri che si considerano addirittura sottostimati dal momento che moltissimi casi non vengono nemmeno denunciati. Marciapiedi più larghi, nuovi attraversamenti pedonali, riqualificazione del parterre alberato. Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Pacini all'altezza di via Bazzini, nuovo tassello del progetto Piazze Aperte. L'intervento di urbanistica tattica è stato proposto dal collettivo Apicoltura nell'ambito dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione lo scorso autunno per l'individuazione di nuove aree da rigenerare nel 2020. Via Pacini è destinata a diventare una nuova zona 30. L'intervento verrà realizzato dai commercianti nell'ambito delle nuove procedure per l'occupazione di suolo e consentirà la posa di tavolini e sedie lungo la carreggiata. Nelle prossime settimane partirà anche un intervento analogo in Piazza Ferrara. In questo caso il progetto, che vuole rigenerare un luogo complesso della città, prevede l'allargamento dei marciapiedi su via Mincio, la posa di panchine, la realizzazione di un tratto ciclabile e nuovi attraversamenti pedonali.